Questo qua è l'abito da sposa della mia nonna che è venuta a mancare qualche anni fa, dove è cresciuta in questa casa e ha vissuto per tanti anni con la sua famiglia. Cosa diresti alla zierina? E direi, guarda, che siamo riusciti a mantenere tutto, insomma, a ricordarci quello che era la tua vita, la tua storia. Ciao ragazzi, la storia che vi racconto oggi parte anche da questo caminetto, il caminetto di una vecchia casa della Lessinia, parliamo di circa 150 anni di vita. Il caminetto da una parte, il secchiaio in pietra della Lessinia dall'altra, in pratica gli elementi più caratteristici delle cucine di un tempo. Una vecchia casa in una contrada Tezza a Bosco Chiesanuova, una casa antica in questa contrada in cui la signora Rina, zia Rina, ha vissuto qui fino a una decina di anni fa circa, quando se ne andò alla veneranda età di 104 anni. Oggi questa è diventata la casa di Elisa. Perché vi racconto questa storia? Perché adesso questa casa è diventata un bellissimo bed and breakfast, in cui sono rispettati tutti gli elementi strutturali, architettonici, caratteristici della Lessinia. Ma prima ancora c'è una umanità di fondo, una serie di valori profondi che Elisa, i suoi splendidi 22 anni, ha già dimostrato di aver interiorizzato profondamente e che ora trasmetterà a quanti verranno qui a viverla la Lessinia, da turisti o comunque da appassionati di questa splendida terra. Insomma, questa è casa tua. Sì, questa è la casa dove è cresciuta la mia nonna e la sua famiglia e comunque ci sono molto affezionata anche perché cioè, io ho un grande valore della famiglia e di tutte le persone che mi vogliono bene, sono le persone su cui puoi sempre contare, quindi ci tengo molto a questa casa e a tutto quello che è stato e alla storia che ha. Cosa vuol dire per te aprire le porte di casa? È un po' come aprire le porte del cuore. Sì, significa, cioè, lasciare che le persone guardino la persona che sei, la persona che sei stata e la persona che sei dipende dal tuo passato, quindi aprire le porte di casa è un po' come dire venite, guardate chi sono e guardate eh, grazie alle persone che hanno fatto parte della mia storia, della mia famiglia e quella che sono adesso è quello che si vede qua dentro, insomma. Questo qua è l'abito da sposa della mia nonna che è venuta a mancare qualche anni fa, dove è cresciuta in questa casa e ha vissuto per tanti anni con la sua famiglia. Una volta, a differenza di adesso, le famiglie erano molto numerose e si credevano tantissimo nei valori religiosi nel matrimonio, quindi questo è un grande significato per me perché comunque c'erano dei valori delle famiglie, cioè delle persone che si univano in questi legami e stavano insieme per tanto tempo, quindi questa casa è anche il simbolo della famiglia, dell'unione, della gioia. La Lessinia, per chi la sa veramente comprendere e capire, rimane nella mente e nel cuore, grazie alla natura, ai panorami, alla bellezza di un territorio che presenta degli elementi di unicità. Ma dobbiamo dire che anche i sapori fanno la loro parte, egregiamente, e anche Elisa lo sa. Tant'è vero che la colazione parla decisamente di Lessinia, perché tutti i prodotti che vengono proposti arrivano proprio da qui, da Bosco Chiesanuova. Allora andiamo a vederle queste golosità. Il tuo dolce preferito? Il dolce preferito sono le veneziane che ne vado matta, se potessi ne mangerei a quantità, ma anche vuote, non solo ripiene, proprio perché a me piace davvero sentire il prodotto come è fatto, quindi mi piace un sacco. Tutto quello che abbiamo è alla portata di casa, tutti i prodotti, tutto quello che mangiamo, le colazioni, io sono cresciuta sapendo da dove arrivava ogni singola cosa che mangiavo e proprio apprezzando il gusto della più banalissima, per esempio brioche che si mangia a colazione, che non è quella che deriva dal supermercato passata attraverso mille industrie, ma è un prodotto che fa l'artigiano locale, la bottega
detta così che il negozio che c'è in paese, oppure per esempio il supermercato non è quello dove trovi qualsiasi cosa, ma è quello dove trovi prodotti selezionati e molto buoni che si sente che fanno parte della zona, della montagna, della Lessinia. A voler recuperare questa casa antica e a trasformarla quindi in bed and breakfast è stato Dario, il nipote di Rina, che tuttavia non si è limitato a svolgere una mera attività di recupero materiale. C'è un qualcosa di più, un qualcosa che va al di là, perché a stimolarlo in tutto questo, al di là del dare un futuro a Elisa, sono stati soprattutto i ricordi, le emozioni, le sensazioni che lui ogni giorno rivive vedendo qua dentro. È la casa mia e di mia nonna, di mia mamma, di mia zia, della famiglia materna sostanzialmente. Ci sono dei ricordi qua dentro. Parecchi ricordi. Perché hai deciso di ristrutturarla e di aprirla? Proprio per questi ricordi affettivi, insomma. Poi vedere così belle contrade che vanno in deperimento non è bello, per cui il recupero anche dei fabbricati fa parte anche del mio lavoro come geometra e mi appassiona sostanzialmente questa della nonna, in particolar modo, insomma, della mamma, ecco. Come l'hai ristrutturata questa casa? Abbiamo recuperato il fabbricato cercando di mantenere la tradizione costruttiva, cercando di utilizzare il più possibile l'esistente anche dal punto di vista dei materiali, recupero delle travi che sono state poi segate e trattate e riutilizzate per l'isolamento delle facciate. E impianti di riscaldamento a bassa inerzia con un risparmio energetico notevole come richiedono le tecnologie di ultima generazione. Ma non è finita qui. Dopo il bed and breakfast, questa è la nuova impresa di Dario, la ristrutturazione di un altro pezzo di Lessinia, molto caratteristica anche questa. Pensata questa ristrutturazione non soltanto per ridare dignità a una struttura antica, ma anche per rendere un omaggio alla memoria della montagna veronese. La vecchia stalla che utilizzava il nonno e la vogliamo recuperare anche perché ha bisogno di essere messa in ordine, per cui andremo a recuperarla come fabbricato storico con un obiettivo che ci hanno già autorizzato nell'ambito del PNRR. Che cosa diventerà? Diventerà una rivitalizzazione, un museo, un vedere quello che era la vita di stalla di un tempo, con il modo di operare, come erano impostate le vecchie stalle sostanzialmente, ecco. E poi si cercherà magari di sviluppare un qualcosa sempre attinente con il turistico ricettivo. Cosa si prova a ridare luce, a ridare vita a queste contrade che altrimenti rischierebbero di andare fatiscenti? È una bella sensazione perché vedi appunto rinascere parte del tuo paese, vedi rinascere parte delle tue tradizioni, di quello che hanno fatto nel passato i nonni, gli zii, eccetera. Elisa, sarà il tuo futuro questo? Penso di sì, perché allora quando ero piccola non mi piaceva abitare qua perché comunque è fuori mano, è fuori dalla città, però diventando grande sto iniziando ad apprezzare, ho iniziato ad apprezzare molto di più questa zona e molto di più le mie origini, anche, cioè mi ritengo fortunata che i miei genitori sono sempre stati legati a questa terra, perché molti dei miei coetanei banalmente non sanno tutta la ricchezza che hanno sotto mano. E sembra una frase fatta, però si capisce l'importanza di ciò che si ha quando non si era più. E cosa vorresti dire alla nonna? Alla nonna gli vorrei dire che da lassù è sempre vicino a me, quindi gli vorrei dire che ti voglio bene e grazie per tutto quello che ha fatto nella sua vita affinché io oggi abbia tutta questa ricchezza, insomma. E questa è tutta la famiglia. E i cimeli ve li fanno anche vivere. Prego. Sono questi? I nostri mutandoni. Se venite qui dovete provarli anche voi, vero? Certo. È uno scherzo ovviamente, però qui ci sono davvero i capi originali della nonna, della zia. Quanti anni avranno? 50 anni di 50 più. anni. Era mia tanto sexy.
No. No, era... Ciao ragazzi, altra scoperta bellissima, il bed and breakfast di Ellie che è lei. Ci vediamo alla prossima cantierata. E su provarmeli però, guarda.